contraddizione nelle parole di Berlusconi, strategia politica, gioco di sopravvivenza anche nei sondaggi perlomeno? Gioco di sopravvivenza senz'altro, perché è la partita finale probabilmente per Berlusconi. Un risultato negativo a queste elezioni sicuramente mette fine alla sua carriera politica, per cui credo che sia interessato a questo. Il problema però vero è che probabilmente in campagna elettorale forse è meglio non parlare di riforme, perché se vengono strumentalizzate a fini personali e quindi vengono di fatto messe in campo solo per prendere qualche voto in più e poi magari ci ritroviamo dopo le elezioni in Parlamento a fare cose completamente diverse, io credo che per onestà intellettuale, e in questa campagna elettorale ne sento parlare veramente poco, dovendo votare per le europee probabilmente è meglio parlare di quello che ogni partito vuole andare a fare in Europa, cosa che invece io dico anche a voi. Ma i tempi coincidono però, Messina, non è che uno stoppa tutto all'attività ma i tempi coincidono, eccetera. mancano 20 giorni al voto europeo e mi pare che le riforme languono, tranne qualche seminario di circostanza. Io non credo che con i seminari risolviamo il problema, poi bisogna andare in aula, e se in aula la sfida diventa, per esempio la legge sul lavoro, il precariato è la risorsa per il futuro, facciamo in modo di rinnovare o 5 o 8 volte un contratto a tempo determinato e su questo litighiamo, io credo che non risolviamo i problemi dei cittadini. Allora io credo atteniamoci a ciò che serve oggi, sapere cosa andiamo a fare in Europa, chi ci mandiamo e come rappresenterà l'Italia, perché fino ad oggi l'Italia, diciamocelo francamente, in Europa ha fatto il fanalino di coda perché non si è fatta rappresentare.